Sport protagonista a Vittorio Veneto in questo fine settimana. C'è stata l'intitolazione della palestra del Pontavai alla memoria del dottor Giuseppe Bortoluzzi, morto improvvisamente a 74 anni nell'aprile del 2022. Alle 16 l'appuntamento è in piazza Zanette, dove si trova la palestra del Pontavai che è diventata Palestra Giuseppe Bortoluzzi. Se siamo qua così in tanti vuol dire che tutti siamo d'accordo che Giuseppe meritava questo e quindi siamo tutti compartecipi di questa iniziativa. E sono un po' emozionato perché abbiamo lavorato un po' per arrivare fin qua, e però sono contento perché siamo in tanti e penso che possiamo subito ringraziare con un applauso chi ci ha fatto venire qua, e cioè Giuseppe Bortoluzzi. Il primo però che un giorno mi ha telefonato e mi ha detto ma bisogna che fai qualcosa è Franco Dalanese. Pepi Bortoluzzi era noto nel suo ambiente sportivo soprattutto, ma anche come amministratore e anche come persona. Si è sempre dimostrato disponibile, gentile, impegnato sia nel lavoro che nella sua vita sociale, per cui quando mancano nella nostra comunità figure come quella del dottor Bortoluzzi non è un dolore proprio della famiglia, dei parenti e degli amici, ma è un dolore esteso a tutta la cittadinanza, perché tutti ci sentiamo un po' più poveri quando mancano figure di questo genere. Quindi l'amministrazione ha accolto con favore l'idea di dedicare a Beppe Bortoluzzi una palestra. Con una breve cerimonia di intitolazione, alla presenza delle autorità cittadine e di numerosi sportivi, è stata scoperta la targa. Sono seguiti anche due brevi esibizioni sportive di pallacanestro tra giovani cestisti del basket Vittorio Veneto e di calcetto tra i giocatori del Calcio Vittorio che nel 1983-84 vinsero con Bortoluzzi medico in panchina il campionato di promozione. Ha chiuso un brindisi aperto a tutti. L'iniziativa era partita mesi fa da alcuni amici del Bortoluzzi e subito era stata accolta con favore dal Panathlon Club, di cui era stato a lungo presidente, e dall'amministrazione comunale. Oltre che medico di base, Bortoluzzi negli anni 90 fu consigliere comunale e poi assessore. Era il presidente della Proloco di Fadalto e medico sociale del Calcio Vittorio Veneto, del Calcio Femminile Vittorio Veneto e delle Vecchie Stelle Rossoblù.